5.000 persone, uomini e donne, in testa i lavoratori delle acciaierie venete teatro nel maggio scorso del terribile incidente costato la vita a 2 persone. Dal Tribunale fino a Piazza Garibaldi la città di Padova si è trasformata per un giorno nella capitale della richiesta di sicurezza sul lavoro. 8 ore di sciopero nelle aziende metalmeccaniche nel giorno del corteo indetto dai sindacati uniti e 2 testimonianze che hanno fatto commuovere la piazza. La prima di Xanina, 20 anni, figlia di Gezim H. Papà ci manca in ogni momento, è assurdo anche solo pensare che non lo rivedremo mai più. Con lei la mamma e la sorella chiedono giustizia perché il processo per la morte del padre è stato archiviato e loro non capiscono il perché. Tocca poi a Valerica, moglie di Marian Bratu, morto il 26 dicembre, seconda vittima con Serghi Uttodita dell'incidente alle acciaierie venete. Io non sono qui per incolpare qualcuno. Di questo se ne occuperà la giustizia italiana ed io insieme ai miei figli crediamo nella giustizia italiana. Io sono qui per sostenere i colleghi di mio marito. Nessuno muoia più di lavoro, la richiesta che arriva da tutti. In un paese civile non si può morire andando a lavorare. I morti sul lavoro, ma le dico a livello mondiale sono 2.700.000, neanche se mettiamo assieme i morti di tutte le guerre e tutti gli atti terroristi sta cosa riesce a farla. Richiesta di sicurezza sul lavoro appoggiata anche dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, che dal palco porta la solidarietà dell'amministrazione. 141 le morti bianche dall'inizio dell'anno in Italia, 11 in Veneto. Padova piange, Georgiev Peiko, 57 anni, morto investito da un tiro in manovra a inizio anno, ma le iniziative non si fermano qui e il 5 aprile in città sono attesi rappresentanti per la sicurezza nei luoghi di lavoro.